Roma è l'unica roba. Io guarda, lì Piazza Venezia. No, grazie. Sono i militari. Mettiamo di là a fare la foto. Hai fatto il cannone la
fin là. Vedi che sto facendo la curva. E dopo 3 giorni risorgere. Parola del Signore. Sono lieto di accogliervi in questa mia prima udienza generale. Con grande riconoscenza e venerazione raccolgo il testimone da mani del mio amato predecessore Benedetto XVI. Dopo la Pasqua riprenderemo le catechesi dell'anno della fede. Oggi vorrei soffermarmi un po' sulla Settimana Santa. Con la Domenica delle Palme abbiamo iniziato questa settimana, centro di tutto l'anno liturgico, in cui accompagniamo Gesù nella sua passione, morte e resurrezione. Ma che cosa può voler dire vivere la Settimana Santa per noi? Che cosa significa seguire Gesù nel suo cammino sul Calvario verso la croce e la resurrezione? Nella sua missione terrena Gesù ha percorso le strade della Terra Santa, ha chiamato 12 persone semplici perché rimasero con Lui, condividessero il suo cammino e continuassero la sua missione. Le ha scelte tra il popolo pieno di fede nelle promesse di Dio. Ha parlato a tutti senza distinzioni, ai grandi e agli umili, al giovane ricco e alla povera vedova, ai potenti e ai deboli. Ha portato la misericordia e il perdono di Dio. Ha guarito, consolato, compreso, ha dato speranza, ha portato a tutti la presenza di Dio che si interessa di ogni uomo e ogni donna come fa un buon padre o una buona madre verso ciascuno dei suoi figli. Dio non ha aspettato che andassimo da Lui, ma è Lui che si è mosso verso di noi, senza calcoli, senza misure. Dio è così. Lui fa sempre il primo. Lui si mosse verso di noi. Gesù ha vissuto le realtà quotidiane della gente più comune. Si è commosso davanti alla folla che sembrava un gregge senza pastore. Ha pianto davanti alla sofferenza di Marta e Maria per la morte del fratello Lazzaro. Ha chiamato un pubblicano come suo discepolo. Ha subito anche il tradimento di un amico. E lui, Dio ci ha dato la certezza che è con noi, immesso a noi. Le volpi, ha detto lui, Gesù, le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Gesù non ha casa perché la sua casa è la gente. Siamo noi. La sua missione è aprire a tutti le porte di Dio, essere la presenza di amore di Dio.
Nella settimana santa noi viviamo il vertice di questo cammino, di questo disegno di amore che percorre tutta la storia dei rapporti tra Dio e l'umanità. Gesù entra in Gerusalemme per compiere l'ultimo passo, in cui riassume tutta la sua esistenza. Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.